C'è sconcerto in paese dopo la notizia del ritrovamento del neonato gettato nel cassonetto. Una vicenda che poteva finire davvero in tragedia se solo fosse passato un mezzo di raccolta della nettezza urbana prima della donna che gli ha salvato la vita. Il sindaco Franco Vitale, saputa la notizia, ha lanciato un appello. E prego anche coloro che sanno di farsi vivi magari con la parrocchia, con il parroco, con l'ospedale, con qualcuno per essere aiutati. L'importante è che il piccolo ora stia bene. Per me, dice il sindaco, è stata un'emozione sapere che era vivo. Io sono emozionato solo nell'aver avuto la notizia che il bambino è vivo. Prego tutti coloro che hanno di questi problemi di rivolgersi sempre alle istituzioni, alle parrocchie, agli amici, non di fare questi gesti, ma bensì essere umani nell'affrontare quelle che sono le situazioni dure della vita. Ora i carabinieri stanno indagando per dare un nome alla mamma ed accertare chi possa aver compiuto un atto tanto terribile. I militari dell'Arma stanno visionando già tutte le telecamere di sorveglianza della zona.